E visto che il sole non ci aiuta, stavolta ritorniamo a lavorare con il vecchio barretta ferrocerio. Allora, cosa succede? Praticamente voi togliete un po' di magnesio, che è la parte che brucia subito, dalla barretta, intorno alla barretta. Al centro della barretta c'è una parte di colore diverso, non so se riuscite a vederla. Questa parte, eccola qua, questa parte è il ferrocerio. Noi useremo, invece del tool che danno in dotazione, che non sembra un piffero, il caro e vecchio multiuso per togliere un po' delle, come dire, delle briciole di magnesio, come avete qui che ha bruciato, farlo partire con la scintilla. Comunque l'esca su cui deve finire la scintilla deve essere qualcosa che brucia subito. Il magnesio è un elemento chimico che brucia molto facilmente e quindi è ideale. Usiamo questo guscio di mandorla come contenitore. Cosa andiamo a fare? Andiamo a grattugiare come se fosse un po' di parmigiano. Andiamo a pelare proprio la barretta. Vedete che si fanno dei ricciolini nel fondo. Quei ricciolini sono quello che ci interessa. In teoria, facendo dei riccioli meglio fatti. Comunque ricordatevi di pelare la barretta su tutti i lati, altrimenti poi vi si spezza. Ecco qui, quella nera è la vernice, poco ce ne frega della vernice. Non devi partire ora, ti devo mettere qui con sopra la roba da bruciare, la mia roba. Abbiamo il fuoco, così diceva Tom Hanks. Ovviamente voi vi preparate già i legni, vi preparate il tutto, altrimenti rimanete a secco come sta succedendo a me, perché non era preventivato a fare un vero e proprio fuoco da tenere. Però il trucco è quello: si inizia dal piccolo, si sale come se fosse un castello di carte e niente. Se c'è un po' di vento non è utilissimo quando accendete, ma è utile quando poi perché soffia al posto vostro. Godetevi la giornata in campagna.